Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Torniamo sulla vicenda Legnochimica perché la Procura di Cosenza ha emesso 4 avvisi per omessa bonifica del sito. Tra gli indagati c'è anche il sindaco di Rende, Marcello Manna. Questo è l'incendio che alcuni giorni fa si è sviluppato all'interno dell'ex Legnochimica di Rende, uno dei tanti roghi che hanno interessato la fabbrica chiusa da anni, che hanno destato allarme e paura tra i residenti. Un sito mai bonificato nonostante le tante proteste dei cittadini, una storia che si trascina da tempo. Ebbene, adesso la Procura di Cosenza ha emesso un provvedimento di chiusura delle indagini con l'emissione di 4 avvisi di garanzia per omessa bonifica del sito. I provvedimenti firmati dal procuratore aggiunto Marisa Manzini e dal sostituto Tridico riguardano il liquidatore e il commissario della società Legnochimica, l'assessore all'ambiente del comune di Rende, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale e anche il sindaco Marcello Manna. Ancora io non ho ricevuto nessun avviso di garanzia né per posta né in altro modo, nel senso perché poi peraltro è un istituto che è disciplinato ed è posto a garanzia del cittadino indagato. È evidente che nel momento in cui, secondo me, uno lo apprende, lo viene dalla stampa, prima ancora di averlo, credo che più che a garanzia sia contro. Colpisce il fatto che i 60 e passa atti amministrativi fatti finora, con le denunzie che ho presentato e quant'altro, non sono valse a nulla perché verosimilmente per forza si deve cercare un responsabile quando non se ne riescono a trovare altri o non se ne vogliono trovare altri, si prende l'ultimo che è nell'elenco dei feci, perché se no non riesco a comprendere perché e a che titolo si procede in questo modo. Ma ripeto, io mi devo necessariamente attenere a quelli che sono gli atti, non li ho letti. Se ci sono atti che dovevamo fare e che non abbiamo fatto e che sono nella nostra possibilità farli, ovviamente li adotteremo tutti, ma li abbiamo già adottati tutti. Io ho chiesto anche, devo dire, ad esperti della materia di guidarci in questa necessità di intervento che c'è, ma io ho chiesto al Presidente della Regione Calabria di intervenire, all'assessore all'ambiente, con la surroga prevista per legge, visto che il nostro comune è in predissesto, forse qualcuno se ne dimentica.